E buongiorno a tutti, ben trovati finalmente in diretta con un'amica, un'attrice veramente di grande talento. Non lo dico perché è mia amica, ma perché lo penso veramente, perché ho avuto modo di conoscerla anche bene anche in altre occasioni. Quindi Giovanna Criscuolo, benvenuta. Grazie, buongiorno a tutti. Mi fa sorridere l'idea che ogni volta, quando spesso capita, come hai detto tu poco fa, no? Nell'annuncio prima di andare, di essere proprio fisicamente qui, sì. Ho sentito appunto che hai detto che tutti conoscono. Devi sapere che ogni volta che mi dicono, mi fermano per strada, sì. no? Ci sono, di solito camminano sempre in coppia le persone, no? Con più persone. Allora, l'ultima, proprio la settimana scorsa, c'era una signora che ha detto: ah, io la conosco. La sua amica gli fa: la conosci sicuramente, perché chi non la conosce? Ogni volta che arrivano così c'è la signora accanto che dice: no, veramente no. Esatto, per cui insomma. Ma Giovanna è veramente una bravissima attrice. Sono convinta che il 90% delle persone comunque ti conoscono. Per forza il 90%. Sì. Siamo Anche il 90%. Guarda, vedi ormai la mia mente dove mi porta. Necessariamente. Evitiamo altro tipo di battute in questo momento, perché insomma non mi fare ridere. Guarda, io ho fatto una promessina prima di venire qua, quindi di non scatasciare e di essere, diciamo, seria. Ecco, no, perché poi anch'io quando c'è lei mi lascio andare, perché questa confidenza che abbiamo bellissima, tra solo l'altro. per non fare svenero Cavaliere Recca, diciamo, evitiamo battutacce di alcun genere. Saremo in compagnia di Giovanna per un po' di tempo in questa giornata. Noi siamo in onda fino alle 13, lei ci terrà compagnia, ci racconterà chiaramente di uno spettacolo che andrà in scena il 29 e 30 novembre. Di cui non avete mai sentito parlare, perché no, infatti non ricordo neanche il titolo. Mi pare che gli ascoltatori sicuramente, per gli ascoltatori sarà una novità assoluta questo Liolà, perché nessuno ha parlato finora del Liolà, diciamo. E neanche dell'Azzacruci. Ma assolutamente. Chi sarà mai questo Azzacruci? Chi sarà mai? Intanto voi, qualcuno magari non avesse sentito parlare in queste settimane, sì. Il 29 e il 30 novembre siamo al Metropolitan. Doppio spettacolo il 29 e pomeridiano il 30. Esatto, esattamente. Mi stai interrogando un po'? No, cioè, penso che ormai puoi venire a farlo tu lo spettacolo e dire ok. Abbiamo avuto tanti amici, tanti tuoi colleghi, sì, ospiti, lo so. Ce ne verranno a trovare degli altri, però oggi Giovanna ci racconterà parte del suo personaggio Zacruci, che ormai bene o male conoscete, ma approfondiremo un po' questo personaggio. Però parleremo anche non troppo. No, non perché troppo, altrimenti poi non vedono niente. Già voglio dire, Liolà di Pirandello si conosce la storia, eccetera, eccetera. Però se andiamo a raccontare pelo per pelo, diciamo, la gente dice: vabbè, già è come averlo visto. Insomma. Quindi non raccontiamo niente. Esatto. Oggi. No, se no Gilberto mi ammazza. No, che salutiamo tra l'altro. Sì, perché so che ci sta ascoltando. Come è stato interpretare Zacruci? Ecco. Allora, sicuramente è un personaggio molto interessante, perché è una mamma di famiglia, ma è la matrona, diciamo, no? Perché essendo vedova deve tenere in pugno le redini della famiglia, dell'azienda, insieme a Tsusimune, appunto, che è il cugino che è interpretato magistralmente da Gilberto Idonea, e praticamente è una sorta di boss, perché morendo il marito diventa lei l'uomo, diciamo, di casa. Per cui anche questa sorta di difesa nei confronti della figlia, quindi molto materna ma anche molto paterna, ma come erano i padri di una volta. Per cui considera che tutto questo avviene in un contesto dove diciamola tutta, Liolà, per i tempi che erano, insomma, Pirandello ha scritto era avanti, ha scritto quasi una cosa porno, se vogliamo, perché ci sono molte descrizioni che fa Liolà, appunto Alessandro Idonea in questo caso, che sono molto molto forti, nel senso un linguaggio molto moderno, soprattutto per quel periodo, infatti. Esattamente, per quel periodo, perché se tu ci fai caso, insomma, è molto molto forte. Anche il linguaggio che viene usato è molto molto forte, pur non essendoci diciamo e so che questa è anche una chiave ancora più innovativa. Ma sì, perché appunto diciamo che la Zacruci è proprio il boss. Cioè è una che non si spaventa, è una che anzi fa la voce grossa, è una che è forte, molto forte. Una donna molto forte, come lo erano le donne di quel tempo, nel senso che anche quando c'era un uomo accanto, comunque le donne di quel tempo si occupavano di tutto, della casa, della famiglia, erano delle donne molto, diciamo, anche se sembrava stessero in ombra, in realtà non e lo come erano. sembra esserlo anche Giovanna Criscuolo.
Ma chi te l'ha detta questa cosa? Infatti ho detto sembra. No, vabbè, diciamo che in questo mestiere devi essere per forza forte, altrimenti diciamo i piedi in testa te li mettono in 4,48, ecco, linea di massima. Devo dire che forse più che in questo mestiere, oggi come oggi nella vita, ecco, bisogna essere molto forti, non farsi vedere quantomeno deboli, perché guarda, Machiavelli nel Principe diceva: è meglio essere temuti che amati, perché se si è temuti un attimino le persone hanno rispetto di te e si sta con due piedi in una scarpa. Sì, se sei amato prima o poi diciamo ti salgono addosso, ecco, per cui essere amorevoli sì, però fare capire insomma che non si è cretini, ecco, fare capire un attimino che c'è un punto che non bisogna poi oltrepassare, no, in qualche modo, perché il rispetto è quello che viene a mancare oggi come oggi, secondo me. È una cosa che diciamo nel 2014, ma anche prima, c'è molto io. È vero. Questo fa sì appunto che il rispetto per gli altri venga meno. Sono d'accordo, e sicuramente anche i nostri amici, anzi se qualcuno non dovesse essere d'accordo, 380 19 33 500. Scrivete, tanto non le leggiamo. Ecco, perfetto. Se non siete d'accordo, no, scherzo. O se non è come la pensiamo, no. Se non è come la pensiamo, siccome si usa così, no? Libertà di pensiero. Come no? Come? Cioè, scriveteci se volete, in realtà noi faremo di tutto per non leggere insomma questa cosa. No, scherziamo, ovviamente, ma ci mancassiamo. Noi torneremo tra pochissimo, sempre con Giovanna, parleremo anche di tante altre cose, perché lei sta facendo contemporaneamente o più avanti farà anche delle altre cose, quindi ne parleremo con lei. Mi sembrano molto anni radio anni 80 oggi, devo dire, però è anche bello ricordare questa tipologia di radio, perché so che adesso c'è un'artista che amiamo tanto. Lei è Giorgia Todrani. Bellissima, bravissima. Ci piace questa canzone, sai, molto. È la preferita di mia figlia. Ah sì, salutiamo tua figlia. Elena, ciao. Ciao amore. Elena, un bacio. Io fra tanti, Giorgia ancora in diretta su Studio 90 Italia con Giovanna Criscuola al mio fianco, anche in video. Doveva venire settimana scorsa, però il tempo, questa allerta meteo che purtroppo ci ha portati a dover rimandare il nostro appuntamento, ma ci siamo riusciti. No, ce l'abbiamo fatta. Ora cioè, l'allerta meteo c'è anche quando c'è il sole che spacca le pietre, che porta siccità, capisci? Quindi c'è l'allerta meteo sempre. No, vabbè, a parte gli scherzi, meglio, perché ho visto su Facebook, soprattutto nella zona del Palermitano, in cui il sindaco ha dato l'allerta meteo, poi in realtà il giorno dopo spaccava il sole, allora tutti lì a dire questo cretino, questo, quell'altro. In realtà meglio prevenire che curare, come si suol dire, quindi va bene uguale, certo. Adesso siamo un po' tutti spaventati, diciamo anche a ragione se vogliamo, no? Però la vita va avanti, cioè nel senso un attimino, no? Andiamo avanti lo stesso. Ma l'hanno riannunciato questa allerta meteo, no? Ma guarda, io giusto ieri, ero su Facebook, perché ormai non guardo più neanche il meteo, vado su Facebook a vedere tutti i commenti e c'erano un sacco di post con sta allerta meteo. Ma anche Robe mi stinnea stamattina nel senso, dico vabbè, sicuramente pioverà, e quindi niente, quando stamattina alle 7 bella come il sole, bellissima, ma non so tu la mattina come ti alzi. Stupenda. Io sono un fiore proprio la mattina. Anch'io, sì. Alle 7 è una cosa che anche se non c'è il sole la stanza si illumina per il mio pallore, diciamo, ecco, sul mio pallida, una cosa meravigliosa. Dai, come le dame dell'800, questo colorito bianco. Esatto, come i panda, perché le occhiali, diciamo, sono nere, quindi sono un animale in via di estinzione pure io, per cui diciamo ma dai, quindi alle 7 quando ho detto o sole c'è, diciamo questo intercalare tipico bergamasco, e ho detto c'è il sole, quindi a rifare tutti i letti, vai, stendiamo, facciamo, diciamo, per cui hanno detto una serie di papalate. No, guarda, mia figlia ha coniato un nuovo termine ieri uscendo dalla scuola, perché ha detto mamma, sceminate. Ho detto scusami Elena, ma sceminate che vuol dire? Beh, anziché dire cretinate, cretino, scemo, la stessa cosa, anziché dire cretinate dico sceminate. Non fa una grinza, giustamente, per cui quindi in realtà insomma non so da dove avessero preso questi Senti, post. ma poi tu oltre a fare teatro fai anche cabaret, ma tu prendi spunto anche da quello che dice tua figlia, perché so che lei è molto avanti da questo punto no, devo di dire vista. per questo spettacolo, nel prossimo, per questo spettacolo tantissimi spunti mi ha dato mio marito.
vabbè, no, per questo ringraziamo il cielo, insomma, una fonte continua, diciamo. Bene. Sì, no. Infatti, per cosa, per esempio? Ma cosa, per esempio, non so, faccio un esempio fra tanti. Salutiamo, dai. Salutiamo, lui sarà felicissimo di questa cosa che sto dicendo. Tanto è vero che non viene più ai spettacoli perché diciamo vanno. Ma come? No, non viene più perché puntualmente finito lo spettacolo, quelle poche volte in cui è venuto, vanno da lui e gli dicono mi dispiace. Mi dispiace, e quando lui non c'è gli uomini vengono da me a dire ma io vorrei conoscere suo marito, questo che io non solo parlo di lui in quanto diciamo spunto, è un bravo ragazzo, un bravo ragazzo, ma diciamo che un po' tutti gli uomini lo sono, tant'è che guarda caso le donne mi dicono ma che mio marito fa così, quindi diciamo è una cosa più universale in qualche modo. Cosa ha combinato? Ma no, non è che combinano chissà che cosa, perché non è che sono le minchiate della quotidianità, diciamo, praticamente esistono, sì, no, come per esempio, cioè se tu metti che tu non ci sei a casa, no? Ecco, stai qualche giorno fuori, ecco, la bambina pure è con il papà, gli è capitato l'anno scorso di essere un mese a Roma in tournée, mi chiama per dirmi la bambina cosa si deve mettere, no? E tu gli dici guarda, apri l'armadio, fatto, cosa devo prendere? Ma non so, prendi una maglietta, nell'armadio non c'è, girate, c'è un casciolo. Cioè, queste cose, diciamo, queste cose della quotidianità. Aspetta che mi imburghiere. Queste cose, diciamo, della quotidianità in cui se non vai a imboccare, poi diciamo che anche c'è il discorso del russare, no? Non so quanti di voi soffrono di questo. Questo interesserà molto, secondo me, il discorso del russare. Moltissimo. Non puoi dormire perché russa? No, non è solo questo. Il problema del russare in realtà non è. Allora, perché parliamoci chiaramente, se il russare fosse costante, ok, ti farebbe da ninna nanna. No? Certo. Perché il ritmo è sempre quello e quindi alla fin fine prima insomma poi tu prendi, ecco, diciamo che le tue orecchie prendono quel ritmo e quindi ti addormenti. No! Lui ha un modo di russare in maniera crescente con l'apice, con l'apnea. Cioè, arrivato a un certo punto ci manco ciato. Ma come? Te lo giuro. No, ve lo faccio vedere, ve lo faccio sentire più che altro più che vedere. Allora, lui parte più o meno così. Abbassiamo un po' la base così sentiamo bene. Sì, no, ma se volete registro e si sente benissimo mio marito quando lo fa. Ho scoperto che non è l'unico, diciamo, non è l'unico. Allora, più o meno sia una consolazione, però. Non è una consolazione, però insomma, allora, più o meno parte così. E ci siamo. E fino a qua. Aumenta. Aumenta ancora un po'. Apnea. Ora, le prime volte è posseduto? No, le prime volte disse mossi. Perché l'apnea consiste nel fatto che ti manca il fiato, non respiri più per diversi secondi. Pericoloso. Pericolosissimo. A quel punto ho detto vabbè, chiamo l'ambulanza. Poi pensando dissi se mossi mi faccio una poco di minuto di sonno, tanto ormai che fatto è fatto, diciamo, è inutile che sto lì no? Il cadavere c'è. Quando sono lì che sto per riprendere sonno, lui riparte. Il re della giungla praticamente, il leone. È originale però. Molto, guarda, ma mi passo certe nottate bianche che tu non ne hai la benché minima idea. Ho provato tutti gli animali, tutto lo zoo ho provato. È inutile che mi dite i cerotti, no, niente, completamente niente, tutto, tutti gli animali, pecore, maiali, tutta la fattoria, niente di tutto questo. Purtroppo funziona. Pazienza, è non so che fare, diciamo, me lo devo tenere così com'è. Lo salutiamo però, dai. Sì, ma lo salutiamo tantissimo, soprattutto. Ma se ti addormenti prima, ecco, care signore, quando i vostri mariti russano, ecco, magari ci si addormenta prima e poi subito dopo si addormenta il marito. Infatti l'unica tattica è questa. Ecco. Devi sapere che però lui l'ha capita, porca la miseria, perché la tattica è quando lui mi dice vabbè, sto venendo a letto, la miseria, quindi dico ora come faccio ad addormentarmi? Metto un canale in televisione che a lui interessa, così lui gli occhi ce li ha grossi così e non dorme.
Nel frattempo io, perché io tra l'altro non so tu come sei messa, però io ho bisogno di tanto tempo prima di addormentarmi. No, io crollo subito. No, io no, assolutamente. Quindi ho bisogno di un po' di tempo. Quindi faccio diciamo questa tattica di mettere un canale che a lui interessa, che me ne può fregare di meno, tipo D-Max, queste cose di come è fatto. Ah, allora non è solo anche il tuo, cioè non è solo il mio con queste cose di come è fatto, come non è fatto. Niente, che poi sai quanto me ne frega a me come è fatto il cerotto della vatte la pesca, ma interessantissimo proprio, una cosa che non si può capire. Onde per cui questo è l'unico metodo, purtroppo l'ha capito, e la Camurria che si va a vedere la televisione dall'altra parte, poi viene quando io ancora sto vedendo i miei canali, i miei diciamo altro rimedio potrebbe essere farlo dormire sul divano. Non ci può niente, perché c'è arriva, capisci? Ah, anche cioè oltrepassa anche. Certo, è come gli ultrasuoni, non so come dire, oltrepassa proprio i muri e tutto, non c'è. Giovanna Criscuolo, una donna fortunata. Torniamo tra pochissimo, sempre con Giovanna, torneremo a parlare ancora di spettacoli, di teatro e di tanto altro e di come si russa, quindi restate con noi. C'è Eros Ramazzotti, emozione dopo emozione. Siamo tornati nel 2014, però in tutto. No, non è nel 2014. Pensavo che era quella della famosa. No, però va bene lo stesso. No, va bene lo stesso. Siamo qui, torniamo tra poco con Giovanna Criscuolo. Fedez e Francesca Michelin, era magnifico, ancora in diretta il nuovo singolo. Tu cosa pensi dei talent? Perché Fedez, sai, è in giuria, X Factor, adesso questa nuova edizione con Vittoria Cabello, con Morgan, appunto con Fedez e con Mika. Ecco. Sì, allora Mika per me è il numero uno, mi fa troppo ridere. Mi piace come artista, mi piace il suo spirito proprio. Sì, perché intanto è sempre molto positivo, è sempre allegro, è molto, diciamo, obiettivo nelle sue cose, no? Nel senso che se ha da dire bravo anche a uno dell'altra squadra lo dice. Gli altri sono un po' tirchietti da questo punto di vista, devo dire la verità. Oddio, lei un po' non capisco. La Cabello? Sì, nel senso che vedo che musicalmente mi sembra abbastanza preparata, nel senso che fa degli interventi anche quando cantano i ragazzi delle altre squadre. Quindi è una conoscitrice della musica, questo si capisce. È solo che vero è che ogni anno c'è stata una che non era una cantante, che non era del settore, però io, cioè, in un talent di musica gradirei che ci fossero 4 tecnici della musica, cioè nel senso che ci voleva un'altra cantante, vedi Arisa a suo tempo e cioè qualcuno anche che ne capisse proprio musicalmente. Anche la stessa Simona Ventura non c'entrava una cippa in quel programma all'epoca, però insomma. Vittoria Cabello ha presentato diversi programmi musicali, quindi comunque magari conosce la musica, però non come cantante, quindi intendi questo? Sì, questo sì. Però ripeto, un mio parere personale, non so, sicuramente molto. Ecco, una Giovanna Criscuolo sì, come giudice in un talent, perché lei è un'attrice, è una cabarettista anche, che poi voglio dire sempre attrice cose, sei, diciamo. Sempre la stessa cosa. È una teatrante, non sto scherzando sempre. No, scherzo. Canta, dovete sapere che lei canta. Ma come canto io nessuno al mondo. Non proprio. È vero, perché canta anche bene. E quindi comunque tu potresti stare in un circuito del genere, assolutamente no? Ti spiego perché. Perché io non sono una tecnica, nel senso io canto ma non sono una cantante, io sono un'attrice che sa cantare, che sono delle cose diverse. In un talent in cui in un talent di attori magari ecco magari in un talent di attori sì, so però che le insegna anche in un talent sì, diciamo che in un talent però dove bisogna avere una grande conoscenza, come quel mostro di Morgan che veramente fa paura, talmente colto musicalmente fa paura.
devo dire che non ci starei bene, mi sentirei proprio un pesce fuor d'acqua. Però lei sta bene con dei personaggi anche molto grossi, a parte Gilberto Idogni, lo spettacolo del 29 e 30 novembre al Teatro Metropolitan, in scena il Liolà. Prenotate, signori, prenotate, non so c'è un così su più posti, però voi prenotate lo stesso. Guarda quanto sono preparata. Chi guarda in video può vedere che non ho nulla in mano. Esatto. 095 32 23 23, il Teatro Metropolitan di Catania. Bravissima, soprattutto i 23 sono molto importanti nel nostro settore, quindi vai. Elargiamo i 23. Esatto. Parliamo di altri spettacoli oltre il Metropolitan, il 23, il 29 e il 30. Ormai il 23 ora me lo gioco. Giocate il 23, il 29 e il 30. Attenzione perché molti se lo giocano il 23 per fare carriera. Attenzione a come ve lo giocate il 23. Ok. Tu stai preparando anche un altro spettacolo con un personaggio conosciutissimo, che molti ricorderanno e ricordano. Sto parlando di Gianfranco D'Angelo. Esatto, Gianfranco D'Angelo insieme a Patrizia Pellegrino, con la quale già dall'anno scorso c'è una collaborazione con la produzione del Teatro al Massimo di Palermo. Quest'anno si girerà con una bella compagnia, tra l'altro, dove appunto uno dei maestri del teatro brillante, naturalmente della commedia teatrale, appunto, è Gianfranco D'Angelo. Questo spettacolo che è Ti presento i miei, molto carino, molto divertente, una commedia brillante, dove io sarò la suocera praticamente di loro due. Ma la suocera per come si pensa, oppure la suocera buona? Allora, no, è una suocera ignorante, siciliana, che insomma, diciamo, fa un po' di strafalcioni quando parla, perché l'italiano non lo sa. Sai che un giorno benissimo. Diventerai suocera anche tu. Certo. E soprattutto non saprò parlare l'italiano, per cui insomma, e devo dire che sopra Facebook ce n'è senza H, o quando c'è giù a Supecchio c'è un H dove non ci dovrebbe essere, gli accenti sono così casuali. E poi si giustificano, no, guarda, ero con il cellulare, era il T9. E non è vero, vabbè, comunque, no, perché c'è chi, come dire, è recidivo, no? Nel senso che perché se andate sulla pagina Facebook di Giovanna Criscuolo, basta cercarla, Giovanna Criscuolo, troverete sicuramente tante cose carinissime, quindi andate a guardare e a spulciare, oltre chiaramente alle date dei suoi spettacoli a teatro, le serate, insomma, e tutto il resto. Ci sono anche delle perle di saggezza. Sì, tantissime. No, stavi dicendo bene, delle pirle di saggezza. Non è stato un errore freudiano, ma quel lapsus era giusto, insomma, perché non era tanto sbagliato. Sì. Però appunto dicevo, questa commedia molto carina che debutterà a Palermo giorno 8 gennaio, poi toccheremo anche la Puglia, per poi il mese di febbraio andare per un mese di seguito al Teatro Manzoni di Roma. Quindi diciamo che in questa prima parte un bel tour, sì. Contemporaneamente invece sotto le feste di Natale sarò a Belpasso con la Brigata d'Arte, con Caffè Chantani, insieme a un mio carissimo amico con cui ho lavorato per tanti anni, che è Vincenzo Volo, che è, diciamo, la spalla di Litterio, per intendere, Ciupilo Russo, come lo soprannominano tutti. Quindi si forma, diciamo, questa coppia di marito e moglie in questa commedia molto carina, dialettale, quindi insomma venite, informatevi, e sotto le feste proprio il 27 e il 28 perché di abbiamo dicembre. Bisogno di ridere, dai, abbiamo bisogno di sorridere, basta. Assolutamente c'è bisogno di sorridere. Ne abbiamo bisogno tutti. Ti posso dire che è anche gratificante sentire ridere le persone, perché vuol dire che stai raggiungendo il tuo scopo, cioè stai raggiungendo lo scopo di far staccare la spina per un'ora e mezza, diciamo, anche le persone che di problemi ne hanno chi più chi meno, insomma ce ne sono, tra varie bollette, IMU, tasse, morti subitanei, cicche e buba mano. Diciamo che in qualche modo abbiamo un po' di tutto, insomma i pensieri non mancano, non ultimo il mutuo, a proposito. No. Ah, sì, e no, sì, no, sì, oh, che vieni gli angeli. Che siamo vicini alla fine del mese. Lo so, è un problema purtroppo comune. A tale proposito, se volete il mio spettacolo di cabaret, per aiutarmi a pagare le bollette e il mutuo alla fine del mese, chiamate Roberto Bonanno, che è la Trump Spettacoli di Palermo, che
che tra l'altro, lo voglio dire, la Trump praticamente è in collaborazione, cioè sono nella stessa agenzia di Ficarra e Piconi. Però sti ciufoli. Perché? No ficufim, vabbè. Comunque, insomma, se volete il mio spettacolo si intitola Tutti sbagliano il mio cognome perché è vero. Perché, ecco, Criscuolo, perché lo sbagliano? Come diventa? Come lo tutti storpiano? No, vabbè, in tutti i modi. No, allora, guarda, parte da Criscuolo, però l'ho sentito storpiare in Tristuolo, Brisuolo, Cristuolo, è diventato persino l'ottavo nano di Biancaneve e Crisolo. Di tutto, vi giuro, ho una difficoltà con il mio cognome che non avete idea. Poi quando sei telefonicamente, non lo so, con qualche gestore, qualche cosa, una tragedia. Vi giuro che io una volta ho impiegato più tempo a spiegare a questo operatore come si scrive il mio cognome che a far capire a mio marito che la mia terza di Reggiseno non è ciuffa ma illusione ottica. Lo giuro. Dai, facciamo una cosa, ascoltiamo un po' di musica, ci riprendiamo un attimo e torniamo tra poco sempre con Giovanna Criscuolo su Studio 90 Italia, solo musica italiana, una canzone che ti piace, quindi annunciala tu. Sì, l'annuncio io intanto perché è il mio cantante preferito, ma io non ci viro però non è importante, non parli mai, il mitico Biagio Antonacci. Non parli mai. In diretta con Resta ancora un po' Emma, ancora con Giovanna Criscuolo, buongiorno, stavamo parlando di cucina, tu sai cucinare? Ma io devo dire che me la cavicchio, nel senso che mi piace un po' sperimentare però cose molto, non sono hot cuisine. Anche perché non sei mai a casa, quindi anche volendo. No, però quelle poche volte che sono a casa mi piace, nel senso che è un momento di relax per me. Stranamente cosa ti piace cucinare? Ma allora io amo molto i primi piatti, per quanto diciamo la pasta fa ingrassare parecchio, quindi cerco delle alternative tra riso basmati o riso che non ne stiamo sentendo. No, diamo una ricetta adesso. La ricetta, quindi hai 2 secondi per pensarci. Devo dare una ricetta certo, adesso perché i nostri ospiti solitamente a quest'ora, mezzogiorno, esatto, e 7 minuti, sì, danno una ricetta. Sì. E quindi è il momento, ti ricorda qualcosa? A me sì, il momento della ricetta. Ladies and gentlemen, signore e signori, madame e monsieur, la ricetta di Giovanna Criscuolo. Perfetto, allora dovete prendere un piatto leggero. Ok. Prendete delle verdure, sì, che possono essere melanzane e zucchine. Dico anche i peperoni, però diciamo che non sono proprio leggerissimi da digerire. Insomma. Ecco. Allora, tagliate a cubettini, sì, e cominciate a mettere in una padella antiaderente con un pochissimo olio, sì, oppure se avete queste famosissime, ormai li vendono praticamente ad ogni angolo, queste in pietra. Sì. Ok. Queste in pietra, cioè, sì, nel senso, diciamo che tanto a me puoi dire qualunque cosa perché non so cucinare, per me va tutto bene. Perfetto. Sì, sì. Perfetto. Allora, devi sapere che le pentole in pietra non hanno bisogno di olio. Quindi se tu tagli a cubetti queste verdure, sì, li cucini, sempre insomma spadellando, senza olio. Metti un po' di cipolletta fresca, quella lunga, cipolla. Sì, sappiamo che ma a te non piace di solito la cipolla, che non ti piace. Non mi piace cipolla insalata, però diciamo che in linea generale in altri piatti potrebbe essere carina. Okay. No, giusto per precisare. Esatto, una cipolletta. E dopodiché spegnete, fate saltare sulla padella calda, mettete un po' di olio e spadellate con la padella calda in modo tale che non venga fritto. Solo se lo sapete fare, però mi raccomando. Esatto. Che altrimenti dopodiché prendete la pentola, fate bollire l'acqua e mettete il riso basmati, che è quello piccolino sottile. È più leggero, lo cuocete, dopodiché sì, lo scolate così in bianco, lo mettete nel piatto e accanto mettete queste verdurine, mettendo un po' di cioè lo mischiate voi praticamente nel piatto stesso. È saporitissimo, è molto leggero e ora pensai che fare stasera fazzolissimo. Perfetto, siamo stati utili anche per te. Come si chiama questa ricetta? Inventa, fregatene, inventa. Figurati. Sì, dai, inventa, dai, Giovanna. Riso
cipolla che non c'entra nell'insalata. Il riso con la cipolla che non c'entra nell'insalata. Grazie è il piatto del giorno. Sì, perché ci ascoltano anche dall'estero, lo quindi chiaramente bisogna tu vai tranquillamente, le nostre origini, come dicevamo prima, sono importanti. Sono importanti, insomma. Ma male che vada, insomma, vanno su un dizionario qualunque. Sì, non lo troveranno mai, però insomma potranno inventare anche loro, potranno inventare. Assolutamente. La fantasia, l'inventiva è importante. In cucina dice o nella vita? Nella vita. Nella vita in genere, sì, sicura. C'è gente che si inventa di tutto, per cui insomma sono pienamente d'accordo. C'è chi riesce bene e chi riesce male. Ecco. E tu riesci molto bene, perché dovete sapere che lei, oltre a fare l'attrice, la teatrante, la cabarettista, non scherzo. La gente non vuole sentire più. Oltre sappo benissimo anche la terra. No, non è vero, non lo so. Ma volere e potere, perché no? Assolutamente. No, lei scrive anche degli spettacoli, scrive i suoi spettacoli, insomma, sì. Capita spesso che tu faccia questa cosa, e quindi sì, anche spettacoli per bambini, fiabe per bambini. Sì. Quindi è una cosa e quindi soprattutto quando ci sono i bambini in mezzo c'è bisogno di tanta fantasia, no? Voglia. Basta ritornare piccoli. Perché guarda che la fantasia dei bambini è talmente semplice, perché noi a volte siamo un po' arzigogolati, man mano che cresciamo ci complichiamo la vita e anche i pensieri. I bambini invece sono molto, molto semplici, per cui quando fai finta di essere di nuovo piccola e ti metti nella capoccia dei bambini, diventa tutto molto più semplice e quindi molto più, come dire, anche meno complicato di quello che... E le cose complicate sono quelle che arrivano poi alla fine di più, no? Non è con vero. I bambini. Con i bambini no. Quelle complicate difficilmente arrivano anche con gli adulti, diciamo, ecco, quindi figuriamoci. A volte neanche arrivano con gli adulti, non ci si arriva. No, già non ci si capisce a prescindere, diciamo, gli esseri umani non si capiscono, ma non so se a te capita, però ultimamente mi sto facendo un esame di coscienza, perché io parlo e viene tutto ciò che dico viene interpretato in maniera completamente diversa rispetto a quello che volevo dire io. Ora, e viceversa capita anche il contrario, quindi sono due le cose: o non mi esprimo bene, o il mio interlocutore o la mia interlocutrice non riesce, non interpreta bene, non capisce quello che io dico. Non ho capito. Appunto, esatto. No, scherzo. Capita ogni tanto anche a me, devo dire. Quindi c'è mancanza di comunicazione. Sai perché succede? Probabilmente, secondo il mio parere, perché la gente parla troppo forse e ascolta poco. Ecco perché chi ti ascolta magari non capisce, perché magari sta pensando ad altro e non ascolta. Ah, dicevi? Ritornata. Esatto. Amici, io sono davvero contenta di aver ospitato oggi Giovanna Criscuolo qui con me su Studio 90 Italia. Per chi avesse perso questo appuntamento potrà rivederlo su studio90italia.it, quindi potremo riascoltarci e rivederci. Pensa te, meno male che ma non si vede il trucco. Io mi sono truccata, dico vabbè, tanto è radio. Non dirlo a tuo marito. Cosa? Dopo quello che gli hai detto, insomma. Ma tanto lui già lo sa. Non dirlo. Non vorremmo essere cause di divorzio, no? Ci sarebbero altri motivi per questo. Ricordiamo ancora, allora rifacciamo un riassunto di tutto. 29 e 30 novembre, Teatro Metropolitan, Liolà, con Gilberto Edone, Alessandro Edone, Emanuela Ventura e tantissimo un altro cast, è un cast veramente molto molto doppio spettacolo, quindi sabato e domenica 29 e 30. Esatto. Poi a dicembre vi aspetto a Belpasso e a Mister Bianco con Café Chantan. Dopodiché ci vedremo in Sicilia l'8 gennaio a Palermo con lo spettacolo insieme a Gianfranco D'Angelo e Patrizia Pellegrino, e dopodiché ritornerò poi a marzo e sarò più in zona, quindi diciamo si debutterà anche con altri spettacoli come due siciliani a Milano con il Teatro Stabile di Acireale, e poi ritornerò nuovamente al Belpasso in chiusura di stagione. Quindi nel frattempo ci saranno anche... Sono stancata. Sì, anch'io. Quante cose! Ci saranno anche gli spettacoli di cabaret in mezzo, quindi insomma diciamo che... Tanti spettacoli per un'attrice che vale, davvero. Grazie. Giovanna Criscuolo, grazie per essere stata qui con noi, con me. Ti aspettiamo prestissimo. Noi ci fermiamo un attimo, torniamo tra poco, sempre solo su Studio 90 Italia, solo musica italiana.